partenza provenite da delle culture completamente diverse rispetto a quella, non dico italiana, ma ancora più nello specifico quella veneta. Io ho messo tantissimo sforzo per riuscire a fare questo paese mio e diventare parte di questo paese, senza annullare da dove vengo. Penso che alla gente faccia sempre piacere quando gli chiediamo qualcosa della loro cultura, come funziona questo, perché è così, cos'è il carnevale. Cos'è che ti manca dall'Australia? Non dimmi i canguri. Canguri certamente, anche il paesaggio si dice, Sì, il certamente, landscape, sì. L'alberi eucalyptus, sono Ah, bellissimi per me. Cosa c'è di indiano che tu usi nel tuo contesto italiano per dire me la sto godendo, ok, e sto dando qualcosa di nuovo? Cosa c'è di australiano in quello che tu fai che ti fa dire ok, sto dando qualcosa in più? La Sì. cosa bella in questo caso è anche mentre io insegno a te la mia lingua e tu parli una lingua diversa, io imparo anche da te. Sì, certamente. Ed è la cosa più bella, è uno scambio. E poi onestamente una volta ho imparato a giocare scopa e briscola, per me sei veneto. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.